Buongiorno, dobro jutro, guten Morgen, buondì. Ho sentito di per televisione che è un giovane su 20 che capisce ben quanto lei c'è che l'è scritto. Magari così no, a poi essi vere. Io cerco di capire il perché. Allora, quando noi eri in Fruzzi, collevi a scuola, ci avevano raccomandato che quando non si capivano per aule, al Salaman, che cosa significa? Bisognava domandare. Viglio su con la televisione e è chiaro che va in avanti, non sta a spiegare le parole, di modo che loro sono abituati a capire le parole che hanno là e a cercare di mettere d'ogni il senso di ciò che vendite un pressapoco, a tu capire. Se tu giunti sa che roba lì, il fatto che non si può sbocciare le scuole, allora la frettaglia è fatta e l'ignoranza legalizzata. Allora non stiamo a vergognarsi a domandare c'è senso che ha una parola quando non la capisce, massime se è per inglese. Buone giornate e buone vite.